noi abbiamo vinto una battaglia, io e Remo, l'assessore Sannazzotto, poche settimane fa. Abbiamo vinto una battaglia in Consiglio regionale nella discussione della legge finanziaria. Eravamo partiti da sotto zero in termini di dotazione di risorse, ci siamo guardati in faccia, non c'erano forze politiche che ci aiutavano, neanche la Lega, ve lo assicuro, perché vedeva nel travaso di risorse, vedeva un pericolo per l'assetto della sanità. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto facciamo la battaglia per i più deboli, ma anche facciamo una battaglia perché questo signore che avete in mezzo, che è assessore al sociale, nella passata legislatura ha fatto una grande battaglia della vita ed è il fondo per la non autosufficienza. Lui ha creduto a una serie e ha anche seguito una serie di indicazioni da parte dei sindacati, ma da parte anche proprio di quelle categorie che l'avevano chiesto con gran voce, e quella battaglia era anche una battaglia di giustizia, di aiutare coloro che hanno poca disponibilità ma hanno tanti problemi. Siamo partiti da 668 milioni di euro e siamo arrivati a 721. Domanda, dove li abbiamo trovati i soldi? Li abbiamo trovati facendo fare un ragionamento ai nostri colleghi, ma anche all'intero Consiglio regionale, un ragionamento serio del dire: la sanità ha tanti soldi, un 8 miliardi 200 milioni, ha anche tanta possibilità di regolare e controllare gli sprechi, mettiamoci le mani e facciamo un ragionamento di bisogni. E lui, con tanta semplicità, tante volte anche con irruenza, ha saputo bene spiegare quali sono i bisogni, ma ha saputo anche dire che c'è un modello in Veneto che nessuno altro ha, che è il fondo per la non autosufficienza, che deve essere riempito da soldi pubblici, da soldi privati, da fondazioni bancarie. Non l'abbiamo ancora fatto, ma deve essere riempito, e in parte questo siamo riusciti a farlo, sia per quanto riguarda le istanze dei comuni, sia per quanto riguarda le istanze di persone che hanno bisogno. E questa è la premessa. E adesso guardiamo al futuro. A noi ci aspettano 4 anni di attività regionale molto intense, perché se saremo capaci di riempire di risorse quel fondo della non autosufficienza, dobbiamo essere capaci di fare una fotografia del sociale. E io faccio una fotografia mia, personale, che può essere contestata, però è una fotografia che riguarda i due estremi. Da una parte gli anziani, dall'altra i giovani. Da una parte gli anziani, che c'è un bellissimo articolo di Libero di poco tempo fa che dice: quasi 1 milione di nonne soffre di solitudine. E io, quando giro il Veneto assieme a Remo spiegando la legge finanziaria e il sociale, dico sempre una cosa: noi amministratori della regione del Veneto, ma tutto il sistema, dobbiamo evitare che i nostri nonni, i nostri genitori, magari morendo uno dei due, passino dall'area grigia all'area nera e si perdino, quindi vadano proprio improvvisamente a finire nell'area della non autosufficienza per un grande e con un grande costo parte della collettività. Noi dobbiamo, e questo è un articolo che la dice bene, c'è 1 milione di persone che soffrono di solitudine, 700.000 persone che soffrono di depressione e che la depressione li porta a una malattia lenta e inesorabile verso la non autosufficienza. Noi dobbiamo cercare che quelle persone, che quell'area che è grigia, magari legata a un lutto, non vada sempre più verso il grigio nero, ma si fermi e torni nel grigio azzurro, torni indietro, cioè trovi un riferimento. E la politica che l'assessore Sannazzotto e il PDL ha iniziato è quella di far ragionare tutti che non deve essere solamente una garanzia di bisogno uguale X euro, deve essere un ragionamento di conduzione, di condurre, di seguire una grande area di popolazione che ha la solitudine come punto di riferimento, purtroppo, e quella grande area di solitudine deve essere seguita, deve essere quasi come fosse un telefono che continua a telefonare, seguita per portarla a non sentirsi sola e quindi a non soffrire di patologie che poi la portano chiaramente a patologie ancora più gravi e quindi a costi molto elevati. Poi lo dirà meglio l'assessore Sannazzotto questo passaggio. Guardate che è un passaggio fine,
è un passaggio delicato, è un passaggio che tante volte riguarda la vita di una persona. Se non mangiamo subito per 2, 3, 4 mesi, se noi le lasciamo andare, se noi non gli diamo il contatto, la struttura, l'alloggio protetto, il servizio, l'assistenza che non costa tanto, quella persona va a finire poi ad avere patologie molto più gravi, quindi una non autosufficienza.